Blitz antiterrorismo, l'imprenditore di origine siriana residente a Musile di Piave nega ogni coinvolgimento, ma le indagini si concentrano su 53.000 euro partiti dal veneziano per finanziare le cellule combattenti. Smantellato il supermarket dell'eroina a Mestre in un condominio a pochi passi dal cimitero, la polizia ha fermato una giovane coppia, lui è stato arrestato. Anche a Venezia i lavoratori portuali oggi hanno aderito allo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati per contrastare la perdita di posti di lavoro. I controlli della polizia stradale alla motorizzazione civile hanno messo nel mirino documentazioni mai emesse dalle autorità elleniche, scoperti 7 iracheni, tutto sequestrato. Dopo aver subito una serie di furti notturni nel suo negozio, un panettiere ha installato le telecamere ma è stato denunciato e multato per non aver chiesto l'autorizzazione. Anche il governatore Zaia parteciperà alla 91esima adunata nazionale degli alpini a Trento. Saranno 150 le penne nere veneziane che sfileranno. Il meteo sarà un fine settimana dell'instabilità meteorologica, il sole si alternerà alle nuvole, potrebbe arrivare anche qualche pioggia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Si dice estraneo all'accusa di avere finanziato il terrorismo l'imprenditore di origine siriana residente a Musile di Piave. Il suo nome risulta tra quello degli indagati nel filone di indagini sul terrorismo internazionale eseguita dalla Procura di Venezia. Avrebbe negato ogni addebito, ma le indagini si concentrano sui 53.000 euro partiti dal veneziano per finanziare cellule combattenti. Sentiamo. Si intreccia con l'indagine dello Scicco di Roma l'inchiesta sul finanziamento al terrorismo internazionale condotta dalla Procura di Venezia, che ha indagato 2 imprenditori di nazionalità siriana, uno di San Donà, l'altro di Musile di Piave, nei confronti dei quali è stata mossa l'accusa di riciclaggio internazionale e finanziamento di condotte a scopo di terrorismo. Musile e San Donà sono divise dal Ponte della Vittoria, che è il principale collegamento fra le 2 località in questi giorni addobbate a festa per il raduno dei bersaglieri. Tra la gente la notizia strillata dalle locandine dei quotidiani locali ha destato sorpresa e curiosità. Questa notizia in edicola questa mattina come è stata commentata? Ha fatto un scalpore, tutti si chiedono se possono conoscere queste persone, ma insomma un po' tutti sono incuriositi, insomma hanno comprato il quotidiano per leggere se c'era scritto qualcosa di più approfondito. Ho letto adesso la locandina e sono incuriosita e voglio leggere. Le indagini della Procura Lagunare si concentrano in particolare su una somma pari a 53.000 euro inviati in Siria per canali non ufficiali. L'imprenditore di Musile ha detto agli inquirenti che quella somma gli sarebbe servita per acquistare una casa in Siria e che avrebbe dovuto inviare il denaro brevi manu per risparmiare sulle tasse. Se quei soldi siano realmente finiti nelle mani dei terroristi combattenti del gruppo di Al-Qaeda al-Nusra è tutto da dimostrare, ma nonostante tutto a Musile resta forte la preoccupazione. Non è una cosa che dà sicurezza e tranquillità. Sapere che certa gente nel territorio magari guadagna dei soldi in maniere anche magari non proprio lecite per finanziare quello che sappiamo bene non è una cosa bella, non si è tranquilli. Già 2 o 3 anni fa c'era un altro qua a Musile che finanziava il terrorismo. Quindi che poi è andato a abitare a San Donà, credo. Quindi lei dice potrebbe essere la stessa persona? Ma può anche darsi che sia la stessa persona. Noi roba da poco. Una volta c'erano le grosse città, adesso invece i paesi sono uguali. È una notizia che fa rabbrividire, perché il terrorismo dovrebbe finire. Invece siamo sempre dentro, tutti i momenti c'è qualcosa che non funziona e per noi dispiace tanto. La sindaca Silvia Susanna al telefono ci dice di non conoscere i dettagli dell'indagine che si è fermata a Musile. In paese l'imprenditore siriano non è conosciuto, si sa solo quanto è emerso dal lavoro degli inquirenti, e cioè che l'impresa edile di cui era titolare è stata chiusa nei mesi scorsi e che l'uomo attualmente lavorerebbe come operaio. Ancora cronaca, smantellato il supermarket dell'eroina a Mestre in un condominio a pochi passi dal cimitero. La polizia ha fermato una giovane coppia, l'uomo è stato arrestato, la compagna denunciata.
25 anni lui, di nazionalità tunisina, 19 lei, cittadina italiana. Il loro appartamento in un condominio di via Filisati a Mestre, a pochi passi dal cimitero, era stato trasformato in un vero e proprio punto vendita di sostanze stupefacenti, per lo più di eroina purissima, e ieri la loro attività illegale di spaccio è stata bloccata dalla polizia. È al commissariato di Mestre che nelle settimane scorse erano giunte le segnalazioni sul viavai sospetto di persone in quel condominio a qualsiasi ora del giorno e della notte. Gli accertamenti successivi per la verifica delle denunce hanno trovato effettivo riscontro. Dopo una serie di appostamenti, giovedì gli agenti, in collaborazione con il personale della Polizia Ferroviaria di Venezia, hanno fatto irruzione nell'appartamento e lì hanno rinvenuto e sequestrato 130 grammi di eroina pura, pronta per essere tagliata e venduta, oltre a bilancini di precisione, materiali per il taglio e il confezionamento delle dosi e la somma di 1.300 euro in contanti. Il magrebino, già noto all'autorità giudiziaria per i suoi precedenti per traffico di droga, è stato arrestato e questa mattina processato per direttissima, mentre la compagna, 19enne, è stata denunciata a piede libero per traffico di stupefacenti. Patenti greche false per ottenere la licenza di guida italiana. Il giro di documenti è stato scoperto dalla Polizia Stradale di Venezia, che nello scorso febbraio ha avviato una serie di controlli alla motorizzazione per censire le domande di conversione di patenti di guida presentate da cittadini extracomunitari. I poliziotti hanno così accertato che 7 cittadini iracheni residenti nel veneziano avevano inoltrato documenti falsi per nazionalizzare le patenti greche a loro intestate, risultate mai emesse dalla motorizzazione ellenica. L'indagine ha interrotto un'attività delinquenziale pericolosa per la circolazione stradale che consentiva ai cittadini stranieri di guidare veicoli in modo fraudolento senza avere conseguito alcun titolo abilitativo. Ed ora andiamo a Venezia. Lo Stato spesso non è in grado di garantire la sicurezza dei cittadini, ma è invece particolarmente efficiente nel colpire chi dai criminali prova a difendersi come può. Lo dimostra ancora una volta la singolare vicenda accaduta ad un panettiere veneziano. Sentiamo. Installa le telecamere nel suo panificio dopo 5 visite notturne dei ladri, ma lo Stato lo multa per la mancanza di autorizzazione e lo denuncia all'autorità giudiziaria. Neppure sapevo di dover chiedere il permesso, confessa, ho dovuto toglierle e pagare una sanzione da 500 euro. Protagonista della kafkiana vicenda il titolare del panificio Barozzi in Salisada San Pantalon, non distante da Campo Santa Margherita, una zona negli ultimi tempi particolarmente bersagliata dalla piccola criminalità. Ultimamente si stanno verificando diversi tentativi o più o meno riusciti di frazioni in locali in attività della zona, e questa è una cosa che probabilmente, avendo noi in attività, maggiormente ci preoccupa. Un fenomeno relativamente nuovo per il centro storico, fino a pochi anni fa considerato isola felice dal punto di vista della sicurezza. Oggi non è più così. Siamo invasi da una mole di extracomunitari, di gente che ciondola tutto il giorno o chiedendo la carità o semplicemente ciondolando con scopi più o meno leciti, e che quindi non ti fa un po' pensare, ecco. Ai furti in genere di qualche manciata di euro si aggiungono i danni ben più ingenti causati dalle effrazioni, nonché i comportamenti incivili che hanno colpito più volte i dintorni del panificio dell'albergo adiacente. La mattina trovavamo tutto sporco e lui ha messo le telecamere per vedere chi erano, però per mettere le telecamere bisogna avere i permessi. E i veneziani si dividono tra chi prova a contrastare questi fenomeni, come il gruppo di residenti di San Pantalone impegnati nel controllo di vicinato, e chi alza le spalle nella convinzione di essere ancora tra i fortunati. Considerando cosa c'è di là del ponte. Ed ora torniamo a parlare della 91esima adunata degli alpini a Trento. Oggi al via i festeggiamenti e le manifestazioni con l'alzabandiera, ma ci colleghiamo subito con i nostri inviati a Trento, Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto, che sono andati a scovare proprio gli alpini quota zero. Lucio, buonasera.
Buonasera Marta, buonasera ai nostri telespettatori. Noi speravamo di trovare gli alpini quota zero, ma adesso facciamo vedere con Nicoletta che cos'è questo campo. Questo è uno dei campi che sono stati organizzati per quanto riguarda l'accampamento degli alpini per questa 91esima adunata nazionale. Come vedete veramente è un accampamento enorme e quindi li abbiamo persi, lo devo ammettere. Abbiamo trovato di tutto, perché abbiamo trovato Brescia, abbiamo trovato Cuneo, abbiamo trovato di tutto, per dire qui abbiamo trovato immediatamente due alpini di Fonte Alto, ma gli alpini quota zero non siamo riusciti a trovare. Tanto buonasera, siamo in diretta. Allora, come sta andando questa adunata? Sta andando molto bene. Io sono Stile Armando, consigliere sezionale della sezione Montegrappa di Bassano. Siamo arrivati ieri e, a parte il tempo che oggi è un po' rovinato, però l'adunata sta andando molto bene. C'è qualcuno che si lamenta perché c'è troppo fango qua? Ma chiaramente purtroppo il tempo non si può comandare e chiaramente quando hanno preparato sicuramente avevano preparato perché la pioggia magari... Senta, a Treviso hanno sfilato in 80.000, qui dicono che forse sfileranno addirittura in 100.000, sono previsti oltre 600.000 presenze. Secondo lei Trento farà meglio di Treviso? Io non credo, da buon trevigiano non credo, perché pensavo che Bassano nel 2008 avesse fatto il massimo, Treviso ci ha battuti e Trento credo che farà anche lui sulla sua parte, però non come le altre adunate. Senta, un commento su quello che invece sta succedendo adesso, quelle centraline date a fuoco, questi momenti insomma che non c'entrano niente con l'alpinità. Non faccio nessun commento perché dovrei, se fossi un alpino normale se prenderei forse la frusta, ecco. Ok, grazie. Allora, giusto per dire, come abbiamo detto prima, prevista domenica la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, naturalmente se puntano a superare diciamo quello già fatto da Treviso l'anno scorso, abbiamo detto prima 80.000 presenze, 100.000 contano di portare a sfilare le penne nere domenica, però adesso io restituisco la linea e lancio un servizio proprio sulle operazioni, anzi sul primo atto diciamo ufficiale di questa adunata, questa 91esima adunata, tenendo conto che proprio in questi momenti a distanza di qualche chilometro da noi in centro a Trento c'è lo sfilamento della bandiera di guerra dal Castello del Buon Consiglio alla piazza del Duomo. E allora vediamo insieme il servizio, intanto restituisco la linea a Marta e a tutti voi buonasera. Io ci sarò. Sarà presente anche il governatore veneto Luca Zaia al momento clou della 91esima adunata nazionale degli alpini a Trento, quello della sfilata di domenica. La 3 giorni si è aperta in queste ore con la cerimonia dell'alzabandiera in piazza Duomo. Autorità civili e militari e una folla di curiosi hanno partecipato all'appuntamento nel cuore della città. Poi la toccante cerimonia alla Campana dei Caduti sul colle di Miravalle a Rovereto, dove le penne nere hanno portato la fiaccola per la pace realizzata dai giovani delle sezioni ANA di Trento e Bolzano, saliti a piedi dal sacrario di Casteldante. Circa 150 gli alpini veneziani che partecipano all'adunata, portando avanti una lunga tradizione di legami tra laguna e montagna. Si va da Cavarzere fino a San Michele Tagliamento. Per cui convivono anche realtà che sono molto vicine, per esempio al Friuli, no? Specificatamente a Venezia, però c'è una tradizione di amanti della montagna, di alpinisti, di persone che hanno sempre amato gli alpini, che sono significative. Abbiamo un bel gruppo di più di 100 persone che segue queste tradizioni. Chiudiamo dunque quest'ampia pagina dedicata all'adunata delle penne nere iniziata a Trento per tornare a Venezia, dove questa mattina i portuali hanno aderito allo sciopero nazionale della categoria. Sentiamo. Ci siamo fermati per protestare contro il tentativo da parte degli armatori di fare il carico e scarico delle navi in autoproduzione, vale a dire farglielo fare dal personale marittimo imbarcato sulle navi, che non è abilitato per fare questi tipi di operazioni. Anche Venezia ha aderito allo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati per contrastare la perdita di posti di lavoro nel settore portuale e i rischi per la sicurezza. Con questa autoproduzione vorrebbero imbarcare cinesi a prezzi bassi per portare via lavoro ai lavoratori locali del porto di Venezia e quindi vogliono
importare lavoratori cinesi a basso costo e senza regole e senza nessuna tutela sindacale e di nessun altro tipo, al posto di noi lavoratori locali veneziani. L'accordo stabilisce che le operazioni portuali vanno effettuate dai lavoratori del porto, non da quelli delle navi. Eppure in molti scali si registrano violazioni in tal senso, che provocano due ricadute: la riduzione dei posti di lavoro, ma anche problemi di sicurezza. Bisogna fermare questo tentativo di levar via il lavoro ai lavoratori nostri portuali a discapito della professionalità, della sicurezza e praticamente è un inizio di delavorazione per quanto riguarda il porto di Marghera e dei porti italiani. Non essendoci personale specializzato come i portuali, la specifica della professionalità si andrebbe a perdere a discapito della sicurezza, infortuni e tutto quello che riguarda la salute dei lavoratori e anche gli incidenti che possono accadere. Noi chiediamo che ci sia il rispetto degli accordi internazionali, che sono quelli che i marittimi fanno i marittimi, quindi conducono la nave, ma quando la nave arriva in porto deve essere scaricata dai lavoratori abilitati e autorizzati dalle autorità portuali di ogni porto. E mentre i portuali incrociano le braccia, la CGIL fa il punto sulla situazione delle bonifiche a Porto Marghera. Porto Marghera ha bisogno di rilancio, di ripresa. Noi siamo a ridosso della chiusura della call per l'assegnazione dello status di area di crisi complessa e quindi per gli investimenti che devono partire in questo territorio. Ci stiamo aspettando segnali per i quali i fattori che concorrono allo sviluppo di questo territorio non confliggano, e cioè che il porto commerciale, il porto turistico, la realtà industriale del territorio non facciano a pugni l'una con gli altri. Un aspetto fondamentale per concretizzare un progetto che si trascina ormai da troppo tempo, quello delle bonifiche a Porto Marghera e di ripresa del tessuto industriale, e il cui rallentamento, anche a causa della burocrazia del nostro paese, possa portare gli eventuali investitori della call a vederlo come un deterrente. Le 59 manifestazioni di interesse sono state consegnate e aperte. Adesso bisogna istituire l'accordo di programma che preveda tempistiche e metodi anche per il finanziamento pubblico a queste attività. Serve un vero allineamento istituzionale nel territorio e serve un vero coinvolgimento del sindacato. Crediamo che l'operazione possa terminare anche prima dell'estate, quindi è veramente opportuno che adesso si lavori intensamente e soprattutto che il territorio impari a difendere i propri interessi. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Venezia. Nel prossimo servizio tutti i dettagli del piano di intervento sulle case comunali annunciato dall'amministrazione e atteso da anni. Pressoché unanime il sostegno delle associazioni a difesa della residenza nella città storica verso la manovra di Cafarsetti, che ha destinato 7.250.000 euro per il recupero di tutti gli appartamenti di proprietà comunale attualmente inagibili perché sfitti. Sono dei cambi di finanziamento che potevamo fare solo nel momento in cui avevamo approvato il rendiconto, per cui le togliamo dal finanziamento delle alienazioni e le mettiamo con avanzi vincolati appunto a queste realizzazioni. È un piano molto importante di investimenti, farà in modo di mettere a posto tutte quante le case per renderle fruibili, per cui mi sembra una buonissima cosa. Appartamenti che verranno messi a disposizione entro 2 anni, non saranno poi devoluti come sempre a affitti irrisori, poi magari neanche pagati, ma a una classe media con affitti molto calmierati, ma diciamo all'incirca di 500 euro al mese, presumibilmente dati a giovani coppie. L'amministrazione spera così di riportare a Venezia almeno una parte di chi è stato costretto a emigrare in terraferma per i costi proibitivi degli affitti. Un intento condiviso dal Movimento 5 Stelle che però non manca di muovere qualche rilievo.
come sempre gli slogan sono sempre maggiori rispetto all'azione effettiva, perché si dichiara di spendere 7.250.000 euro a questo fine, quando 5 di questi milioni provengono in realtà, se si va a vedere bene nelle maglie del bilancio, dalle alienazioni. Non sono quindi fondi certi. Un fine settimana ricco di eventi, quello che sta per cominciare, si spera quindi che il tempo sia clemente. Sentiamo quindi nel prossimo servizio che tempo farà. Signore e signori, ecco a voi il weekend a due facce. Se dovete preparare un picnic, meglio scegliere domani. Domenica non è assolutamente proibitivo, ma bisogna essere preparati a una certa instabilità. Sabato avremo una giornata prevalentemente soleggiata con clima anche molto caldo, infatti le temperature sulla pianura padana raggiungeranno anche i 27-28 gradi, quindi non sono attese precipitazioni se non molto isolate sul Bellunese. Domenica la situazione cambia perché si avvicina all'Italia un ciclone di origine islandese, per cui l'instabilità atmosferica aumenterà nel corso del pomeriggio, possibili rovesci già sul Veronese al mattino, ma nel pomeriggio temporali ancora sul Veronese, sul Vicentino, sul Bellunese, che si potranno estendere fino alla pianura del Trevigiano e anche del nord padovano. Instabilità dunque la parola chiave, e la prossima settimana sarà poco clemente, almeno nella prima parte. Ci attendiamo per lunedì un calo termico di 4-5 gradi e anche nei giorni successivi con temperature massime che non supereranno i 21-22 gradi. Addio a questa primavera dal sapore estivo? No, nella seconda parte della prossima settimana torna il bello e stavolta sarà più stabile. E siamo al termine di questa edizione, vi ricordo dopo i TG 20:10 torneremo a collegarci con i nostri inviati a Trento per l'adunata nazionale degli alpini, poi spazio anche alla politica, ospite in studio di Nicola Zanetti, Angela Colmellere, deputato della Lega Nord. Ed è proprio tutto per questa edizione, vi lascio come sempre al meteo per le prossime ore, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo stabile, tuttavia con qualche disturbo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo con ampio soleggiamento al mattino. Nel pomeriggio proseguirà la stabilità, ma saranno anche possibili isolati acquazzoni sul Bellunese e sui monti del Vicentino. Sempre tanto sole invece sul resto della regione. Temperature in lieve aumento con minime comprese tra 12 e 16 gradi, valori massimi tra 23 e 27 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole nella prima parte della giornata con il cielo che sarà sereno pressoché ovunque. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale sull'Udinese e sul Triestino, sempre buono invece altrove. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 27 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Asciutto e stabile al mattino, poi peggiorerà gradualmente con addensamenti e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' ovunque sulla nostra regione, dove tuttavia migliorerà entro la serata. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime comprese invece tra 22 e 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.